Rieccoci insieme. Allora, come avevo anticipato, adesso vorrei appunto sentire invece l'ADMO. Vediamo se abbiamo ancora il collegamento con Wanda Pradal, con Paola Baiguera, referente dell'ADMO del Veneto. Sei sempre con noi? Mi sa che abbiamo un attimo i problemi di collegamento. Allora, mentre recuperiamo il collegamento, parlo con lei Presidente, così ci anticipa quella che è la terza parte, perché voi siete partner e anzi attivatori di un progetto molto importante di sensibilizzazione che riguarda i luoghi di lavoro, è così? Aspetti che deve accendere l'audio, deve attivare l'audio perché non la sentiamo, appena vediamo di recuperare l'audio della Presidente. Allora, intanto parliamo di questo progetto che è significativo perché intanto si è svolto un questionario, 400 persone, 400 lavoratori che sono stati intervistati, parte nel 2018 e vede una partnership tra l'altro tra Regione Veneto, Avis Veneto, ADMO Veneto, CISL, Confcommercio del Veneto, Centro di Medicina Villa Maria e Lions International Distretto 108 TA3. E quindi questo progetto è nato, questa iniziativa dove sono intervistati i lavoratori per capire l'importanza della sicurezza, del benessere, come vivevano i luoghi di lavoro, che percezione ne avevano, per migliorare sostanzialmente la situazione dei lavoratori stessi. Eccoci qua, adesso io vedo nel monitor la referente dell'ADMO, Paola Baiguera, cioè, è con noi? È con noi? Attivi ci sono. Eccola qua. Allora, chiedo scusa. Prego, Presidente. Allora, parliamo di ADMO, io ho anticipato il progetto, voi siete partner di questo progetto, poi do la parola anche alla Presidente Pradal. Ci spieghi l'ADMO che cosa fa? Sì, allora siamo felicissimi di essere al fianco di Avis in questo progetto perché siamo un po' i cugini dei donatori di sangue. Quando parliamo di midollo osseo noi parliamo di cellule staminali, sono le cellule che all'interno del nostro organismo producono il sangue. Quindi i globuli rossi, i globuli bianchi e le pastrine vengono continuamente prodotti da noi stessi e Avis lo dice sempre che proprio perché siamo noi i produttori di sangue l'importanza di avere dei donatori perché non c'è un laboratorio dove il sangue si possa produrre nei momenti di necessità. Ed è lo stesso concetto, se le nostre cellule non lavorano bene, non lavorano a sufficienza, il midollo osseo quindi è malato, ha bisogno di essere sostituito. Siamo in una fase in cui le terapie non sono sufficienti, noi siamo i primi a sostenere la ricerca, quindi ci auguriamo che non ci sia più neanche bisogno in futuro di cambiare le cellule, ma oggi il trapianto di midollo osseo rappresenta una vera e propria terapia salvavita quando le cure non sono sufficienti. E ricordiamo sempre che per fare un trapianto di cellule staminali ci sono bisogno di tantissime sacche di sangue, sacche di plasma per sostenere il malato durante tutto il percorso del trapianto. Quello che ADMO fa da 30 anni è di sensibilizzare i giovani, perché midollo osseo è una parola che fa paura, si pensa che si rischia di rimanere paralizzati perché si confonde col midollo spinale. E l'altro grosso limite che abbiamo è l'età. Visto che parliamo di cellule, noi facciamo una corsa contro il tempo per andare a parlare ai giovani perché ci si può mettere a disposizione e diventare donatori potenziali di midollo osseo solo nella fascia d'età dai 18 ai 35 anni. Pochissimo, proprio perché, giovani. Sì, proprio perché le cellule più giovani sono, meglio lavorano, sia per chi le dona ma anche e soprattutto per chi le riceve. Le altre regole sono identiche a quelle del sangue, siamo a braccetto con i donatori che devono pesare più di 50 kg, devono stare bene, in salute, ed ecco che qui è fondamentale il nostro progetto che guarda proprio alla salute in un ampio respiro, questa volta rivolto al mondo del lavoro che così tanto e così importante potrebbe fare anche in questa ottica di salute a 360 gradi. Ecco, io le chiedo, c'è un messaggio che è arrivato, c'è un telespettatore che scrive: sono pronto mentalmente a fare una donazione, ma cosa comporta in termini di tempo e poi l'azienda mi riconosce il permesso? Grazie. Allora io posso rispondere, diciamo è bellissimo questa donazione proprio perché non parliamo più né di sangue né di midollo osseo, la legge trasfusionale è la medesima. Cioè la garanzia che il datore di lavoro ci dia il permesso per poter andare a fare la donazione. Parliamo della donazione del sangue che richiede tecnicamente 10 minuti del nostro tempo, c'è la parte di accesso al centro trasfusionale e c'è una parte importantissima di compilazione di un questionario e di un colloquio con il medico per valutare il nostro stato di salute prima della donazione, che è fondamentale
perché il donatore deve stare bene, prima, dopo e durante. Quindi diciamo che l'impegno del tempo è relativo rispetto a quello che poi è il valore della nostra donazione. Quando parliamo invece di donazione di midollo osseo, i permessi sono identici, riconosciuti. È un percorso un po' più lungo però, perché sono 2 step. Uno è il mettersi a disposizione nel registro, consiste nell'andare a fare un semplicissimo prelievo di sangue e permettere ai medici di leggere il nostro codice genetico. In questo modo noi andiamo ad entrare nel registro e a mettere a disposizione il patrimonio che viene confrontato con un malato. Purtroppo la compatibilità genetica è di 1 a 100.000. Ecco perché abbiamo bisogno di aumentare i donatori disponibili. Solo se siamo trovati compatibili entriamo nel vero e proprio percorso di donazione effettiva, e quella richiede un po' più di accuratezza, perché potrebbe essere un percorso più lungo e tra l'altro si tramuta in 2 percorsi distinti a seconda del metodo col quale vengono raccolte queste cellule. Però ricordo che al massimo, diciamo così, al massimo è una giornata di impegno e avviene sempre tutto in totale sicurezza, ripeto, fino allo sfinimento, perché questo ci caratterizza nel discorso del dono, la salute prima di tutto. I nostri donatori, e parlo sia per Avis che per ADMO, i nostri donatori vengono sempre messi per primi, la salute prima di tutto. Ecco, come lei diceva appunto c'è timore perché si pensa appunto al midollo spinale, eccetera. In cosa consiste la donazione del midollo? È un prelievo che avviene proprio del nostro sangue. Le componenti del nostro sangue si differenziano, quindi le cellule staminali, avendo un peso un po' più grande, vengono facilmente raccolte con un macchinario che si chiama separatore cellulare e esattamente come nella raccolta del plasma, questo macchinario permette di separare quello che deve essere raccolto. Quindi le cellule vengono raccolte in un sacchetto come fosse quello delle donazioni che si vede anche in tutti i film, o nello stesso sacchetto dove viene raccolto il sangue, e il donatore in questo procedimento deve attendere la raccolta delle cellule nel numero giusto, perché le cellule vengono raccolte una per una e contate una per una fino ad arrivare alla quantità necessaria per il nostro ricevente. Teniamo conto che è molto diverso se raccogliamo per un bimbo di pochi mesi piuttosto che per un adulto magari anche corpulento. Quindi la donazione, la tempistica e tutto quello che riguarda il donatore viene studiato sulla sua persona proprio da un'equipe medica, e in modo da fare una raccolta sufficiente di cellule e mantenere la salute del donatore. E questo è il metodo ormai che va per la maggiore con l'aferesi. Mi permetto di ricordare che c'è un secondo metodo sicuro che spaventa a volte, che è il metodo, si chiama prelievo da creste iliache, quindi andiamo proprio nell'osso a prendere le cellule dal loro posto, cioè da dentro le ossa dove si trovano. È un metodo ormai in disuso, anche perché richiede la presenza in sala chirurgica con dei chirurghi, richiede un'anestesia, quindi diciamo che è un po' più invasivo. Oggi 9 interventi su 10 avvengono per aferesi, quindi come una semplice donazione, molto simile alla donazione del plasma. Sempre dal braccio? Sì, dal braccio. Siamo seduti su un lettino, svegli, può durare 2 o 3 ore, dicevo, a seconda della necessità delle cellule, però è un procedimento assolutamente tranquillo e spesso si è lì con gli infermieri e i medici a fare una chiacchierata intanto che si attende la raccolta delle cellule necessarie. La persona quindi viene chiamata, perché lei mi diceva a seconda se il caso se è un bambino o chi ne ha bisogno, la persona viene chiamata a seconda della necessità specifica, essendo a conoscenza delle sue caratteristiche, delle sue cellule staminali a questo punto. Cioè delle caratteristiche genetiche, perché quando una persona è malata la prima ricerca avviene in famiglia, ovviamente si cerca in ambito familiare per una similitudine di cellule, perché più sono simili le cellule meglio riesce il trapianto. Purtroppo i casi sono di non trovare mai o trovare molto poco la compatibilità in famiglia, soprattutto se non ci sono fratelli, perché sappiamo che i genitori hanno un 50% di nostro patrimonio, quindi diventa molto complicato fare il trapianto dai genitori, e quindi andiamo a prendere un donatore compatibile a livello di registro, dove però la statistica ci dice che la compatibilità arriva fino all'1 su 100.000. Quindi è una ricerca continua dei centri trasfusionali, dei medici, per cercare la persona giusta, noi lo chiamiamo il tipo giusto, e andare in un percorso di donazione che possa essere più perfetto possibile, proprio perché andare a sostituire le cellule vuol dire
tutelare il più possibile la salute, perché cambiare le cellule vuol dire anche mettere a rischio tutto il sistema di quella persona che riceve, quindi deve svolgersi nel percorso più liscio possibile. È una ricerca proprio importante e molto molto precisa che viene fatta a misura del ricevente. Poi tra l'altro se le dice appunto fratelli eccetera, se la persona che ne ha bisogno è giovane avrà dei fratelli giovani tendenzialmente, se invece ha qualche anno in più è difficile accedere dalla famiglia perché magari se fino a 35 anni già entriamo in un altro ambito. C'è bisogno di donatori? Sì, c'è bisogno di donatori perché si entra nel registro fino ai 35 anni, si rimane a disposizione nel registro fino ai 55 anni e lei giustamente diceva il problema è proprio quello che più avanza l'età più iniziano gli acciacchi, quindi i donatori potrebbero essere trovati compatibili anche a 40-45 anni, ma per il concetto che la salute del donatore non viene mai messa a rischio è difficile che una persona adulta riesca a donare. Quindi mentre per il sangue la possibilità è di continuare a donare e anzi è una bellissima occasione di tenere monitorato il proprio stato di salute, per i donatori di midollo osseo abbiamo questa corsa contro il tempo di metterci a disposizione prima di compiere il 36esimo anno. Ecco perché noi quando ci rivolgiamo ai giovani a scuola, ad esempio, diciamo sempre iscrivetevi, mettetevi nel registro e iniziate a donare il sangue, in maniera che facciate questo percorso e ci siate. Poi tutto quello che vi si presenterà lo affronterete nella massima consapevolezza che il dono è veramente semplice, perché quando magari verrete chiamati per il midollo osseo, nel frattempo sarete diventati veterani di donatori di sangue e quindi non avrete più nessun dubbio. Sì. Grazie. Allora adesso andiamo in pubblicità, quando torniamo parliamo anche del progetto che vede coinvolti entrambi. A tra pochissimo, restate con noi. Sì.